vin dice, il vin conta chi il vin lo fa, lo produce, lo migliora, lo studia e anche lo divulga nei ambiti effetti anche diversi da quello scientifico, commerciale, come ad esempio quello delle Sacre Scritture. Cosa dice le Sacre Scritture riguardo al vin? E ne parleremo con Don Francesco Mascotto, parroco della parrocchia di San Rocco de Doro. Buondì Don Francesco. E ora, cosa dice le Scritture sacre riguardo al vin? Ciao a tutti, sono Don Francesco, il parroco di Dolo, e mi è stato chiesto di dire un pensiero sul rapporto, sulla presenza del vino, questa bevanda straordinaria, all'interno della Sacra Scrittura. Allora, le citazioni sono molteplici, fin dall'Antico Testamento, l'antica alleanza, quella che Dio ha stabilito col popolo ebraico. Il vino è sempre stato considerato come rappresentante della prosperità. Addirittura è il paese che sarà dato agli ebrei, sarà un paese dove la vite sarà rigogliosa e i suoi frutti abbondanti. Il vino nell'Antico Testamento rappresentava sempre l'abbondanza, la gioia, la salvezza, e anche se nell'Antico Testamento troviamo tante indicazioni contro l'ebbrezza, contro l'abuso del vino, contro lo stato di confusione che questa bevanda può provocare nella vita e nel comportamento delle persone. È sempre stato visto come un dono prezioso di Dio, segno di una benedizione, di una benevolenza. Abbondanti raccolti indicano prosperità per il popolo che si mantiene fedele alla parola di Dio. È presente soprattutto nel Cantico dei Cantici, nei Proverbi, associato proprio all'abbondanza dei doni che rallegrano la vita. E, come abbiamo detto, anche contro l'eccessivo uso che può provocare anche l'ebbrezza, che è condannata con forza da tutti i profeti e da tutti gli scritti dell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento i riferimenti che Gesù fa al vino sono anche qui molteplici e anche molto più profondi. Il primo miracolo che Gesù ha fatto è stato quello di trasformare l'acqua alle nozze di Cana in vino per non rovinare quel matrimonio. Eccolo qua comunque il vino, ce l'ho qui presente, lo metto qui, un buon bicchiere di vino che rallegra e fa bene, un bicchiere al giorno ai pasti dicono che i nutrizionisti che è qualcosa di molto buono. Nella vita spirituale Gesù ha presentato il vino come la vite, come collegamento. Lui è la vite e tutti i suoi amici, i cristiani, i fedeli, sono i tralci. Tanto più sono uniti alla vite, tanto più sapranno portare frutti buoni. E poi il grande segno che Gesù ha fatto nell'Eucaristia, il vino che è diventato il suo sangue. Il vino fondamentale per gli ebrei è diventato il segno della presenza di Gesù in mezzo al suo popolo. Questo è il mio sangue versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Sono solo alcuni cenni molto veloci e molto superficiali che ci dicono quanto nella Bibbia questa bevanda è diventata sempre il simbolo di una benedizione di Dio e per noi cristiani anche di una presenza reale di Gesù in mezzo al suo popolo. Grazie a tutti e buona trasmissione. Ringraziamo Don Francesco per l'intervento e gli altri andiamo avanti con Garangheo e Veneto Sebeo.